Buondì ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video. Allora, sono appena entrato in autostrada a Rimini. E voi vi starete chiedendo perché Rimini? Perché ho fatto il sabato a Rimini. E adesso stiamo andando in direzione Rosolina, praticamente proprio quasi Rosolina mare, in un agriturismo che si chiama Nonno Mario, dai nostri amici del Bug Love, a partecipare al loro evento. Sono già stato un paio d'anni fa, è sempre allo stesso posto, è carino, ci sta, c'è l'erbetta, vengono delle belle foto. Niente, avrò circa 2 orette di strada e andremo all'autolavaggio a trovare, ci beccheremo con Marcus e darò una lavatina veloce alla macchina perché uno fa schifo e due sta sotto gli alberi, ieri a Rimini ha piovuto eccetera, e due anche perché domani stamattina mette in teoria anche un po' di acqua, quindi in base alle condizioni meteo non ne vale la pena stare ore a pulirla per dopo casi e inutilmente. Niente, quindi buon viaggio a me. Beh, se vi starete chiedendo come è andata a finire con la temperatura dell'acqua, e non è andata a finire niente, cioè insieme al mio preparatore abbiamo fatto delle prove perché loro sono in vacanza e niente, abbiamo fatto delle verifiche ma non abbiamo capito benissimo cosa non va. In teoria non va la ventola alla bassa velocità che dovrebbe partire appena la temperatura dovrebbe salire leggermente sopra i 90, e io sto cercando di fare strada solo con il fresco, quindi non so se vedete c'erano 20 gradi, e anche ieri mattina per andare a Rimini sono partito alle 4 della mattina con calma per non beccare colonna, sperando anche oggi di non beccare niente. E per adesso non mi ha più fatto, diciamo, sto scherzo qua. Dopo questo weekend io la macchina la terrò ferma fino al metà settembre più o meno, che devo portare l'auto appunto dal mio preparatore per altri lavoretti che avevo già intenzione di fare, e quindi risolveremo anche questo problems. 3 minuti all'arrivo, ma è stato un trauma perché tutte le statali 70-90, 70-90 pieni di autovelox, vabbè, ci ho messo più del previsto, cioè sono in orario ma ci ho messo più del previsto. Marcus è già arrivato, mi ha detto che ci sono anche un bel po' di macchine all'autolavaggio, quindi molto male, ma vabbè, pazienza. Eccoci qua, abbiamo lavato le auto di merda, perché io l'ho lavata di merda, e adesso siamo pronti ad andare all'evento. Marcus è già lì col clima perché c'è un caldo che si muore, guardatelo, che concentrato, guardate che concentrato a mettere la strada. Niente, l'ho lavata malissimo, però abbiamo fatto una roba veloce. Il tempo sembra tenere, quindi dai, speriamo. Andiamo. Eccoci qua, abbiamo parcheggiato e stiamo qua subito a mangiare prima che si fa la colonna. Vedete, già preso qua il kit di sopravvivenza di oggi. Ma com'è caro? Adesso mangiamo con calma e dopo vi faccio vedere, faccio il giretto, il tour delle macchinette. Sono delle gran belle macchinette. Buono Marcus, saluto. Basta. Andate a seguire Fabio, dopo vi metto il link in descrizione. Dai che ho fame. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over change. Bitch left broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just have respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come here, baby girl, I put you on the game. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over change. A bitch left a broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just have respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come here, baby girl, I put you on the game.
Fishbowl down the strip, no, I keep a stick, better watch your lips. Came from the trench, making work wrench. First and the fifth, fucking 15, dog, I need my grip. Shorty love my drip, grab her by the hip. I'm a fucking bitch, niggas ain't shit, shorty, but I'm rich. That's just how it is, fuck it, I'ma hit backwood list. Sucking on the dick, babe, making nest, go ahead to spit. Bite it a little bit, be careful with my shit. I won't hesitate to smack me a bitch, bitch, I'm the man. Money in my hand, couple $100 grand, I can turn the bands. Plus I heard that the shit to make it dance. Baby girl rolling, she don't want to land. Talking about a trip, working on the 10, she don't understand, she ain't in the plans. I'ma pay you back, this pussy was advanced. Shorty, you a freak, water make it leak. I was going deep, swimming in the sea. I be going slow cause I be pouring lean. Shorty said my soul put me to sleep. Stretching a week, beefing with the team. Cause niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over change. Bitch left broke nigga for a rich nigga. Get money, dog, that's the game. Hit the streets, had to put in that pain. Niggas just have respect how I came. Niggas still hating, then that boy lame. Come here, baby girl, I put you on the game. Niggas be false claiming on the game. I seen niggas change over change. A bitch left a broke nigga for. Ragazzuoli, qua si è svuotato tutto. Sono praticamente le 6. Noi ci stiamo preparando, abbiamo messo le targhe, stiamo mettendo in regola. E niente, adesso partiamo e niente, direzione casa. Anzi, io vado a mangiare con Marcus, voi invece vedrete che vado a casa. Eccoci qua in viaggio. Niente, sicuramente abbiamo un po' di strada statale dove c'è un po' di movimento per forza, perché siamo a zona Rosolina, quindi gente che ritorna dal mare. E dopo prendiamo la Trasporesana che parte da Rovigo e arriviamo dritti a Legnago. Vabbè, Legnago perché vado a mangiare a casa di Marco e dopo io vado in direzione Verona stasera. Quindi niente, per oggi la giornata è finita. Spero che il video vi sia piaciuto. Diciamo che allora la gira e rigira all'incirca. Adesso qua c'ho delle macchinette che non ho mai visto, però tanta gente è sempre la stessa, quindi magari può capitare che vedete delle macchine già viste in qualche altro evento. Scopo mio del canale è portarvi con me come se fosse, cioè in tutte le mie, diciamo, avventure tra virgolette che faccio, tra eventi o giri particolari o quello che ho voglia di riprendere anche. Questo evento qua io c'ero andato circa 2-3 annetti fa ed era forse la prima volta che l'hanno fatto ed era già diverso perché era tipo in campo, sempre come oggi, ma c'era molta più terra. In fatalità aveva diluviato ed era tutto un fango e un po' una merda, però comunque adesso è diventato bello, hanno aggiunto il bungalow, hanno aggiunto piscina, è molto più carino, quindi si stanno, dai, non è merito loro ovviamente, però l'evento è figo, Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Se volete supportarmi vi basta iscrivervi e mettere un semplice like. E niente, ciao a tutti, alla prossima. Hola.